Ciao a tutti dal piadinone romagnolo, con l'onore di avere al mio fianco. Addirittura onore. Cacchio no. Saburo 24. Il Goju di Shogun, il mio maestro, diciamo, che mi ha insegnato a giocare. Ma l'allievo sta superando il maestro. Sì, prendo sempre delle gran botte da te, va là, non dica cacchiate. Ma l'ho preso anch'io, dai. 2 volte su 20 partite. Vabbè, niente, siamo qui a fare una bella partita 2 contro 2. Adesso stiamo aspettando 2 avversari. Speriamo di beccarli abbastanza degni della nostra poderosa potenza. Più che altro appena vedono le stelline scappano e quindi sarà un po' difficile trovare i giocatori. Vabbè, noi siamo fiduciosi e aspettiamo. Certo. Io e Edward abbiamo battuto un altro livello 10 d'oro oggi. Tipo la devo caricare la partita. Ma non ci sono più i 10 d'oro di una volta. Boh. Lo so. Questo è un 5 stelline bronzo. Vabbè, dai, adesso facciamo. Aspettiamo 2 avversari. Allora, è entrato il nostro amicone Ghost Alpha, che vedete anche nei canali, che era anche nel canale con Saburo, vero? Che era nel tuo canale lì di solo PC Game. Sì. E si è trovato un compagno, una stellina, 10 stelline d'oro, che è abbastanza buono, direi. Adesso intanto... Sì, sulla carta dovrebbero essere molto in vantaggio loro. Vabbè, sì, per generale. Sulla carta. Intanto mettiamo che non siamo pronti alla fine. Ok, eserciti, il mio, adesso spiego il mio velocemente, dato che aspettiamo loro, poi dopo tu spieghi il tuo magari, Ciro. Allora, io praticamente ho i soliti due arcieri, uno da IQ, quello che resiste alle frecce, un fuciliere come sempre, che mi piace molto usarlo, ho 5 katane belle upate, senza gettoni però sono comunque danno un buon attacco, un monaco guerriero con naginata che tengo dietro come sempre, e ho 3 lancieri che distribuisco 2 nei fianchi, no, uno davanti e 2 nei fianchi, e 3 cavallerie che mi tengo dietro, che poi utilizzo a seconda dell'uso. Invece adesso Ciro ci illustra il suo modus operandi. Devo dire il mio esercito? Sì, velocemente, cioè, nel senso così. Sì, 2 arcieri come i suoi, credo siano un po' più forti i miei, no? Costano di più, Madonna. forse mi sbaglio. No, i tuoi sono poi anche buggati. Uguali? Sono anche buggati addirittura. Ho 3 monaci a cavallo, una katana sempre lisce le cavallerie, una katana a cavallo, 2 naginata per appunto tenere sia le... No, ma vai a cagare! Che non fa parte del mio esercito, va a cagare, ma era riferito a livello 10, porca la miseria. Vabbè, adesso arriverà un altro, dai. Vabbè, adesso arriverà, dai. Tanto finisci di illustrare. Allora, voglio fare Marchino il modesto. Sarà andato tipo su Akuma, ha visto Saburo 24 e si è cagato sotto. Beh, certo. Beh, senza dubbio, ha visto... Ma no, sicuramente, dai, visto anche la tua esperienza di gioco che c'è scritto nel tuo profilo. Ecco un livello 10 bronzo, idem. Perfetto. Vabbè, livello 10. salutiamolo. Hi, we are ready, così almeno non va via. Vabbè, ma comunque abbiamo messo start. Dicevo, 2 naginata per contrastare sia la cavalleria che la fanteria, e 2 Ashigaru Koniari per le retrovie. Poi ho 4 katane strauppate. Minchia. E un eroe Tetsubo. Ce n'è uno, no? Un eroe Tetsubo. Sì, quello di 30 d'attacco, scioccia. Sì. Costa poco, lo metto in mischia lì insieme alle katane, tira sul morale. Sì. E fa molte kill. Sto giocando con la cavalleria con katana, quindi... Non usi... carico da dietro e dovrei vincere. Sì. Cosa? Non usi l'arciere a cavallo? Servitori, no? No, l'arciere a cavallo no. Solo contro di me lo usi, maledetto. No, ti spiego. Perché non ho il coso per risparmiare. Ok, sì, ho capito. E quindi non ne vale la pena. Già l'esercito mi costa tantissimo. Buono, allora, io mi trovo alla sinistra del buon Sabladro. Adesso faccio il mio solito schieramento, che ormai conoscerete a memoria. Metto i soliti arcieri davanti, un lanciere davanti per preparare le cariche, come sempre. Le mie belle katanine belle larghe qua dietro. Poi fucilazzo qua a metà, in modo tale che anche Ciro mi aiuta se mi viene preso di mira dalle cavallerie avversarie, che se lo metto dall'altra parte sono nella merda. Poi vediamo un po' cosa c'ho qua. Metto il mio naginata sempre dietro qua al centro, che mi aiuta nella mischia perché sono molto forti. Poi con l'urlo di Godore riescono
a far andare via le truppe avversarie. Notare l'urlo di Godore. L'urlo di? Godore. Di godimento, non lo so. In italiano poi correggiuto il mio. Allora. E via, e le 3 cavallerie qua dietro. Pum. No, merda, ho sbagliato. Boh, loro hanno già startato ovviamente perché assicurarsi che gli avversari Io siano... ora perché ormai... Sì, sì, ma tanto sono Sì, già... infatti, io sto startato ora perché tanto era inutile che avevano avviato loro. Sì, 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 vai. Non ne ho colpa, vedi cosa? Vai, vai, quello di grande, vedi? È un nostro allievo. No, scherzo, sono io poi allievo suo. LOL. Ma io sono contro chi che non mi hai capito? E la madonna! Pochi cavalli. Che è? Arcieri a cavallo a non finire, accompagnati ovviamente da eroina E cocaina. cocaina. Ok. Esatto. Vedi, abbiamo gli stessi Ma che pensieri. è? Ah, che... E io mi ci infilo nel bosco, alleluia. Sì, sì, adesso questo qui Che ovviamente... pezzo di merda. Che gentaglia di merda, veramente. E c'è anche, vedi, quello che dicevi te prima, me, Ciro, c'ha il generale arciere con 1000 arcieri a cavallo, ci sono i bastardi. Esatto, vedi. Parlate del diavolo. Spuntano i coglioni, sì. In questo caso sarebbero i coglioni, hai ragione. Vabbè, andiamo avanti, intanto ce la prendiamo con Ghost, poi vediamo il buon Sì. È che poverino Ghost, poi adesso sta buono anche lui perché non sa che cazzo fare. Eh sì, infatti, perché Si trova nel un gatto. esercito alleato del genere. Sì, poi Sì, dopo ma io cosa? tipo dovrei avere tutto e di più contro, cioè, porca la miseria. Poi adesso Ghost Sai che fa... qua mi devo... Attenzione ai ninja di Ghost in caso te ne hai infilato uno dietro il culo, tipo. Ah, perché è vero che lui c'ha i ninjetti. Non mi chiedere dove sta andando Ghost, io... Ma porca la miseria, mi sta attaccando i lancieri. Vabbè, per forza. E certo, tutta cavalleria, mica è fesso. Siamo lo Ok. scemo. Vabbè, l'ha messa a posto. Vale. Allora, figlio di puttana cerca di attaccarti, quindi ti verrò ad aiutare, almeno ci provo. Ma sì, ma adesso metto le cavallerie, me le metto qua dietro. Tanto. Di qua c'ho i lancieri, adesso metto sulla sinistra anche in agghinata perché... Vabbè, ma attacca Abbiamo Ghost. usato in generale. Vai, Ghost rush. Attenzione a quella cavalleria, Sì, sì, ho che visto, ci sta via. andando in fuga. Ok, Ghost fa il kamikaze. Sì, ce lo togliamo davanti i coglioni in 2 secondi, così poi pensiamo all'altro. Sto cercando di mantenermi i lancieri, te lo dico. Sì, beh, per forza, sennò qua siamo fottuti, sinceramente. Siamo veramente fottuti. Intanto ti sto ammazzando il generale, sto povero sfigato. Aspetta che ti do una mano te adesso con le cavallerie varie. Occhio che ti arrivano le cavallerie da dietro alle tue, aspetta che arrivo anche con le mie. Cerchiamo di bollargliele subito. Sì, assolutamente, hai ragione. Arrivano anche lancieri, arriva di tutto. Aspetta che mi fermo con i fucili. Vai, bomba, bomba, fanculo. La gente che gioca così veramente. Deve andare a ramengo. Anche se le mie katane stanno prendendo un po' di botte. Merda, ma che cazzo è? Minchia. Aspetta che... Meglio che Attenzione ai fa... fucili! Fucili! Ormai... Ma c'ha le grandi guardie, c'ha di tutto questo, questo Vabbè. è una massacra. Ma te come sta andando? C'è tipo... niente, no?
Dovrei vincere. Dovrei vincere tranquillamente. Poi ti vengo a dare supporto a te. C'hai tipo 22.000 cavallerie. Voglia, cioè tutte qui so che girano tranquilli, sereni. Io adesso agosto dovrei batterlo tranquillamente. In teoria, in pratica adesso vediamo perché questo ovviamente arriva a rompere le palle a Ma ho quelle beccato la grande guardia, dovrebbe essere finita per me. E io non so che... cioè, pieno di cavallerie. Ho cercato di aiutarti con la cavalleria ma me l'ha massacrata. Tutta me l'ha massacrata. Ah beh, c'è poco, ci ha messo le cavallerie tutte belle pompate. Adesso cerco di distruggere generale agosto, così almeno lui me lo scava dai coglioni. Meno male che si sta sparando con le frecce anche la sua grande guardia, che culo. Ma no. La cavalleria di Ghost quanto cazzo Cerca di dura? ammazzargli più unità possibile. Hai un lanciere, intervieni. Con questo lanciere. Intervieni. Cazzo non l'ho visto, avevo la visuale messa male. Tranquillo. Dai, veloci. Scigaro del cacchio. Dai, rapidi. Generale. Vai, almeno gli dia chiappi, capito? Speriamo. Già. Peccato che so a Shigaru, cioè, quindi una carica da dietro potrebbero veramente metterli. Vai, ammazza quei cazzo di... So scappa. di merda, bastardi. Lo So, c'è un Ghost quanto cazzo dura? Devi portarlo da me quello Yari, cioè, scappa via comunque. Me lo prendo da dietro, vabbè. Ma tanto lì la vinci, tranquillo. Quindi con quello Yari là, quelli magari falli combattere. Questi invece li porti indietro. Ah no, aspetta, prendili. Si è fermato il coglione. Però ti vuole caricare da dietro sicuramente. Io meglio di così Ciro non ho potuto fare. Sì, certo. Ma è normale, ti hanno attaccato in due, io ti ho mandato la cavalleria. Tanto anche se mandavo l'esercito noi cambiamo. Ragazzi, siamo qui da un quarto d'ora e 20 minuti. Questo qui ci sta girando. Un quarto d'ora, cazzo, che sta partita. Piera, stai scherzando? La partita dura da un'ora e mezza quasi, un altro po', È da un'ora che sta durando la partita. Vabbè, in ogni caso comunque... Che... Sì, ma adesso questo qui sono quei giocatori di merda che ti fanno passare voglia di giocare, come stavamo parlando io e Ciro. Adesso ci siamo messi qui, abbiamo fatto il quadrato, in modo tale che lui può fare quel cazzo che vuole, che alla fine ha perso comunque in ogni caso, anche perché è tutto bello ma ridotto. 2 cavalli. Quindi noi ci mettiamo qui tranquilli e aspettiamo, finché lui non si stufa e decide di venirci ad attaccare, perché noi non ci muoviamo. Giusto Ciro? E vai, alla fine dopo un'ora e un quarto di battaglia ci ha dato la vittoria. Fanculo sti giocatori di merda, guarda. Anche di più di un'ora e un quarto sinceramente. Ah no, quindi da un'ora e 15. Un'ora e 15, durata battaglia un'ora e 15. Un'ora e 15. È stata un'ora e 15 di rottura di coglioni. Per colpa di sti... Di coglioni. Per colpa di sti giocatori che veramente... Quando succede così... Non sono giocatori questi, no, infatti, sono perdi tempo. Quando vedete così, non date la soddisfazione di uscire, perché così almeno demotivate sta gente ad andare avanti a giocare così. Fate come abbiamo fatto noi, aspetti finché non succede qualcosa che comunque te la dà vinta e che vedono che la gente non esce con queste tattiche di merda. Io sinceramente avevo lui mi ha scritto in chat che, anzi ci ha scritto che il suo record era stato 3 ore e 40 prima che il suo avversario uscisse. Io fino a domani mattina ero sveglio, quindi... Sì, avevo trovato pane per i suoi denti, infatti avevo già detto... Sì, assolutamente. Avevo già detto, infatti... avevo già detto a te infatti di registrare la vittoria perché lui abbandonava. Per cui eravamo già preparati, non bisogna darla vinta per principio a sta gente di merda. Comunque vabbè, dai, adesso salutiamo tutti, salutiamo Ghost Alpha che ha partecipato alla battaglia, che finché comunque c'è stato lui la battaglia è stata bella da vedere, che è stata abbastanza equilibrata, certo. Anche se lui ha avuto che non ci ha avvisato, non ci ha avvisato. Sì, infatti si poteva dire che questo qui era un po' coglione, comunque lo stesso. E salutiamo il grande Marchino che stasera non è con noi perché sta poco bene, speriamo che si rimetta presto. Poco bene, sì. Salutiamo Edward Van Helgen che è un altro che ha il canale come noi, che in genere facciamo video combinati anche con lui. Mortes, come dice Marco, gemellaggio appunto. Mortes, Jerry Television, cioè tutti i canali che abbiamo in primo piano, salutiamo tutti. E niente, dopo sta vittoria schiacciante, perché alla fine poi è stata schiacciante, perché Ciro aveva tutto l'esercito ancora pieno, noi l'abbiamo vinta anche moralmente, quindi proprio fisicamente e moralmente vinta. Vi salutiamo con tutto il cuore e alla prossima, dal piadinone romagnolo e dal grandissimo Sabladro. Da Saburo, da Sabladro. Esatto. Ciao a tutti. Ciao.